Buon pomeriggio e buona domenica dal telegiornale di Tele4. In apertura ancora la cronaca dopo la maxi rissa di cui vi abbiamo parlato ieri nel nostro telegiornale in Via Locchi. Ieri di nuovo disordini invece in piazza Perugino. Carabinieri e polizia sono intervenuti su segnalazione dei residenti per lancio di petardi e urla da parte di un gruppo di giovanissimi. Vediamo. Dopo la maxi rissa dell'altra sera in Via Locchi, l'attenzione si sposta nuovamente su piazza Perugino, teatro nel tardo pomeriggio di ieri di disordini, schiamazzi e lancio di petardi da parte di un folto gruppo di ragazzini, secondo i testimoni almeno una ventina. L'episodio questa volta non è sfociato in rissa, ma ha esasperato a tal punto i residenti della zona da spingerli a chiamare le forze dell'ordine. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 18:30, in supporto sono arrivati anche gli agenti della questura e della polizia locale. I militari dell'Arma hanno avviato subito gli accertamenti del caso e hanno identificato alcuni ragazzi che però al loro arrivo hanno cessato la loro attività di disturbo. Pertanto non è stato adottato per ora alcun provvedimento, ma le indagini proseguono anche sulla base del video che gli stessi protagonisti hanno girato col telefonino e diffuso sui social. Il ripetersi di risse e disordini in varie parti della città pone all'orizzonte il ritorno di ordinanze anti-alcol e degrado da parte del comune, oltre alla possibile reintroduzione delle zone rosse che il sindaco ha già annunciato di voler richiedere al nuovo prefetto. Alberghi pieni a Trieste negli ultimi ponti festivi, anche se per la Pentecoste sono arrivati meno turisti tedeschi del solito, alle prese con la crisi economica. In compenso però aumentano gli ungheresi. Si tende ad allungare la vacanza, ma in questo periodo spopola anche il last minute e l'analisi del turismo in città tracciata dal neopresidente di Federalberghi Maurizio Giudici. Sentiamo. Abbiamo percepito un po' meno pressione di mercato rispetto allo stesso periodo dell'anno passato e parimenti il prossimo weekend, che invece è Corpus Domini, registriamo più o meno la stessa pressione di mercato. Abbiamo avuto molte prenotazioni più last minute rispetto all'anno scorso, ma abbiamo tenuto e mantenuto un buon livello di saturazione della città. Un lieve calo di presenze di tedeschi e austriaci, compensato però da un forte aumento degli ungheresi, più frequente ricorso alle prenotazioni last minute, ma solo in questo periodo, mentre i risultati dei primi mesi dell'anno mostrano una tendenza dei visitatori ad allungare le loro vacanze in città. È il quadro del turismo a Trieste tracciato dal neopresidente di Federalberghi Maurizio Giudici, in questo periodo segnato da vari ponti festivi, a cominciare da quello italiano del 2 giugno fino alla Pentecoste, molto sentita in Germania e Austria, paesi che però fanno i conti con una particolare congiuntura economica. Abbiamo visto un calo della parte austria-tedeschi rispetto al normale, un aumento invece degli arrivi degli ungheresi e quindi questo ha di fatto un po' compensato e bilanciato. Probabilmente la situazione è anche figlia un po' delle diverse difficoltà economiche dei vari stati, anche la Germania non è che sta passando un periodo assolutamente positivo come nel passato, quindi una minor disponibilità delle famiglie c'è, pertanto questo è anche naturale. Certo che sono elementi che in termini tecnici e professionali saranno oggetto di studio, però tutto sommato Trieste continua ad esprimere questo gradimento e ancorché ridotto sotto last minute, comunque Trieste è oggetto di flussi d'arrivo non indifferenti. Con l'ormai tradizionale asta delle girandole si è conclusa oggi la 10ª edizione di Bora Matta in Piazza Unità, un'edizione che chiude anche un ciclo in attesa di nuove iniziative legate al Museo della Bora. Vediamo. È andata benissimo, anche per quest'anno sono andate via nel tempo di un refolo perché veramente in un quarto d'ora sono andate via tutte, quindi siamo super contenti. Sono andate a ruba le girandole di Bora Matta all'ormai consolidato evento conclusivo della Kermesse dedicata al vento di Trieste. L'asta benefica quest'anno sostiene la Fondazione Monticolo e Foti, realtà che promuove l'inclusione sociale attraverso lo sport, in particolare il baskin per atleti con diverse abilità.
È andata benissimo, c'è stata una partecipazione della comunità, del territorio e anche di qualche turista molto profonda. Devo dire che si sono interessate le persone che si sono avvicinate al banchetto anche per richiedere informazioni sulla fondazione. Il 100% di quanto raccolto è destinato ai progetti dell'inclusione che attua la Fondazione Monticolo & Foti. Noi lavoriamo principalmente per gestire progetti di inclusione nel campo dell'autonomia abitativa e dello sport, dell'inclusione culturale. Abbiamo appena terminato un bellissimo progetto con Società dei Concerti che ha portato dei ragazzi con disabilità cognitive all'ascolto di concerti di musica classica. Con l'edizione numero 10 Boramatta chiude un ciclo, ma già promette di pensare a nuove e diverse iniziative per i prossimi anni. E alla fine chiudiamo così questo nostro ciclo di 10 anni di Boramatta, che è stata una festa che ha sorpreso un po' i triestini e anche i visitatori della città. Siamo contenti di aver messo insieme gioco, solidarietà, un aspetto turistico e culturale e tanta sperimentazione un po' in una piazza che è speciale, dove c'è spazio per fare cose nuove. E quindi abbiamo celebrato il vento è anche stato contento perché negli ultimi anni non è mancato, quindi significa che tutto sommato ha apprezzato le cose. Boramatta, un po' di follia, è stata cercare di organizzare delle attività originali e inaspettate, gli aquiloni giganti in piazza, quest'anno lo yoga, e quindi ci sembra un po' dare un'idea di quello che può essere questo tema importante per la città che noi esploriamo da ormai 26 anni come Museo della Bora e che prossimamente porteremo anche a Opicina, in un nuovo spazio che apriremo tra qualche settimana. In attesa di sapere quale sarà il futuro appunto per quanto riguarda le iniziative di Boramatta, parliamo ancora di solidarietà perché il progetto Una scuola per il Senegal è stato al centro di un concerto benefico cui hanno preso parte gli studenti del liceo musicale Carducci Dante. Ce ne parla Umberto Bosazzi. La solidarietà a volte anche nella nostra città si mostra. È successo a Trieste al liceo Carducci Dante, che è stato teatro di un concerto di solidarietà, appunto, dedicato al progetto di Youssou Niang, Una scuola per il Senegal. Il progetto di Youssou è bellissimo perché si rivolge ai bambini ed è un sogno che si è realizzato, e quindi l'idea di presentare ai nostri ragazzi e anche ad altri ragazzi della città, musicisti, la possibilità di contribuire in modo solidale con il loro lavoro era una cosa che ritenevo importantissima. Da soli o accompagnati dai propri insegnanti, gli allievi della sezione musicale dell'istituto hanno proposto una vasta selezione di brani, da Bach a Lloyd Webber. Il ricavato delle offerte servirà dunque al finanziamento di un progetto che esiste già da qualche anno, messo in piedi da un ragazzo arrivato in Italia 8 anni fa, che ha frequentato la scuola di italiano della comunità di Sant'Egidio. Questo progetto nasce qua in Italia che dopo che ho frequentato le scuole di Sant'Egidio, dopo un anno e mezzo, mi è venuto l'idea, perché visto che la scuola di Sant'Egidio è una scuola di laica, di solidarietà, di pace, di tutto, e io per fare una contribuzione nel mio paese per aiutare i bambini e bambine, mi è venuta l'idea di fare una scuola così. Ancora una notizia dall'Isontino, raffica di furti a Gorizia, nel mirino le auto parcheggiate alla Pala Brumatti, una decina nelle ultime 3 settimane, compaiono anche dei cartelli fai da te, attenzione area soggetta ai raid dei ladri, questa è una notizia che traiamo dall'online del Piccolo. Ma andiamo invece alla pagina dell'Osmer ARPA per vedere quali sono le previsioni del tempo e le previsioni meteo. Allora la situazione generale, il promontorio anticiclonico si va spostando verso est per l'arrivo di una saccatura atlantica che porterà aria più fresca e instabile. Tra lunedì e martedì a sud delle Alpi si formerà una depressione che poi si sposterà sul Mar Tirreno per la rimonta anticiclonica sull'Europa. Allora vediamo la giornata di oggi, su pianura e costa sereno e caldo con brezza, sui monti sereno al mattino, variabile in giornata, di pomeriggio sulla zona montana probabile qualche pioggia sparsa e qualche isolato rovescio, possibile anche qualche locale temporale sulle zone interne. Caldo un po' più afoso di pomeriggio in pianura. Vediamo la giornata di domani, lunedì 16 giugno, nuvolosità variabile, lo vediamo anche nella grafica, c'è un cambiamento del meteo, con rovesci e temporali a più riprese già dalla notte e durante la giornata. Possibile qualche temporale forte, sulla costa soffierà a tratti vento da nord o nord-est, in genere moderato con qualche raffica
più forte durante i temporali. Temperature massime in calo e ancora uno sguardo a martedì, cielo da variabile a poco nuvoloso con maggiore nuvolosità al mattino su costa e zone orientali, soffierà bora moderata anche a tratti sostenuta a Trieste, in calo nel pomeriggio, quindi da martedì 17 giugno arriva anche nuovamente la bora, che abbiamo già visto però protagonista appunto della manifestazione in questi giorni, della manifestazione di Bora Matta in Piazza Unità. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale che ritorna questa sera alle 19:30. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.